tutto una sorpresa per il gruppo dei volontari, degli esperti, diciamo così, degli amici che hanno letto il manoscritto e sono rimasti colpiti dal taglio e da quello che ha voluto Oscar dire in un momento così particolare della nostra vita storica, del nostro momento sociale storico. Bene, il mio compito questa sera, l'onore, è stato quello di rompere il ghiaccio, quello che negli spettacoli viene chiamato il buttafuori, cioè colui che dice andiamo a incominciare. E allora permettetemi ancora un minuto per dirvi perché è importante questo volume che abbiamo pubblicato. Perché può essere un'occasione più unica che rara in momenti come questi. Naturalmente sto parlando del livello locale, a livello regionale, ma potrebbe essere interessata anche l'intera nazione, perché questo è un autentico sussidio per poter aiutare giovani, meno giovani e diversamente giovani come chi vi parla a cercare di capire che cosa sta succedendo nella nostra società, nelle relazioni della nostra società, nel caso specifico di questo saggio di Oscar, di quello che quale sarà il destino della cosiddetta democrazia rappresentativa. Io non vado oltre perché lascerò all'autore Oscar e soprattutto al professor Travanou, che dell'opera ha voluto regalarci una interessante introduzione, ma io credo che se ciascuno di noi leggerà con attenzione questo saggio, si accorgerà che Oscar ha fatto un'opera davvero interessante, perché parte da una analisi, diciamo, della geopolitica mondiale per entrare nello specifico di quello che vuol dire democrazia. Lui scrive con competenza perché ha fatto politica, ha frequentato il palazzo e noi sappiamo oggi quale difficoltà, soprattutto in termini di credibilità, soffre la politica e non solo in Italia. Ma poi scrive anche con coscienza e con la consapevolezza che la politica non può ridursi, ahimè come talvolta è successo e succede, in casta oligarchica, ma deve essere la vera politica oggetto di confronto, deve suscitare il dibattito. E ci sono interessanti pagine all'interno del saggio con suggerimenti che Oscar dà per farci capire una cosa importante, che è vero che i delegati, i politici, poi hanno la responsabilità di suscitare il dibattito, ma è urgente che anche il rappresentato, il popolo, la gente, cominci a riflettere sull'importanza di trovare consapevolezza su quello che è il grande problema della gestione di una società che diventa sempre più complessa. Chiedo scusa di avervi rubati questi 3 minuti e poi faccio il mio ruolo di buttafuori, non mancando, per quanto mi riguarda, permettetemi di ringraziare, l'ho già fatto col professor Travanou, di aver accettato di darci quella introduzione che ci è sembrato importante e opportuna per entrare nel saggio, di ringraziare il grafico, è una nostra amica, la signorina Michelutto, che ci ha regalato dei grafici che vedrete vogliono rappresentare tutta l'incertezza del tema di cui Oscar ha scritto. E poi devo ringraziare assolutamente
il padrone di casa, l'amministrazione comunale che ci ha aiutati a organizzare questo evento con tutti i suoi collaboratori e soprattutto il sindaco, che lo invito, ci onora di essere qui e lo invito a dare un saluto a noi, ringraziandola, signor sindaco. Grazie, siamo tanti e questo è bene. Un appello all'intelligenza e alla fantasia. Così si conclude il lavoro del nostro concittadino Oscar Lepre ed è un appello accorato, un appello forte che dà il senso della drammaticità che in alcuni passaggi del suo libro si respira, perché Oscar parla di democrazia, di un istituto che ha bisogno di nuovi contorni, di nuove motivazioni, di nuove esplicazioni, per le quali è necessario che in un mondo complesso, cosmopolita come sarà sempre di più il nostro, è necessario per impostare la convivenza nel senso di una convivenza democratica. Il suo è un bel libro che io consiglio veramente di leggere perché oltre all'impostazione naturalmente che è un'impostazione seriamente storiografica, dal punto di vista della ricerca bibliografica poi ci sono degli spunti straordinari, belli, su cui riflettere, su cui fa bene riflettere, anche in senso critico. C'è un passaggio che mi ha colpito dove c'è un'accezione appunto critica della democrazia che se non è sorretta da uno spirito del popolo, uno spirito liberale, uno spirito di valori, ebbene non è detto che sia un sistema che funziona. È il riferimento che mi pare poi facesse anche il Sabino Cassese e allo Stato americano che per tanti anni si fondò, pur essendo squisitamente democratico, su una politica di separatista, di segregazione nei confronti di coloro che hanno una pelle diversa. E questi sono gli spunti che si respirano in questo libro, che merita di essere letto, perché è uno spaccato lucidissimo sul passato, sul presente, ma soprattutto sugli spunti che l'autore ci dà nei confronti del futuro, che vanno interpretati appunto come lui dice, con fantasia e con intelligenza. Grazie. Grazie. Anche per me è gradito salutare cordialmente tutti voi qui presenti a introdurre il mio intervento con una nota autobiografica. Perdonatemi. Erano gli inizi degli anni 70 del secolo scorso, quando nel Consiglio Comunale di Cervignano del Friuli muovevo i primi passi nella mia quasi trentennale attività politico-amministrativa. Era l'epoca delle appartenenze ideologiche, ormai superate da altre realtà più complesse. I tempi sono radicalmente cambiati e oggi avvertiamo tutto il peso della nostra inadeguatezza e impreparazione. Siamo consapevoli di essere esposti al rischio di rimanere schiacciati dalla nuova fatica del fare. E comunque con un sentimento di fiducia nel futuro e non certo con la nostalgia del passato, non è questo il mio intendimento, che desidero esprimere la mia riconoscenza all'amministrazione comunale che con apprezzabile sensibilità ha ritenuto di inserire la presentazione del saggio SOS Democrazia tra le iniziative interessanti di una città che legge. Spero vivamente che il giudizio dei lettori confermi questo riferimento, questo riconoscimento.
Per questo motivo ringrazio il sindaco Gianluigi Savino, l'assessore alle attività culturali Alessia Zambon, la responsabile della biblioteca e dell'ufficio cultura Lucia Rosetti e quanti dipendenti pubblici o volontari hanno collaborato all'organizzazione dell'evento. Un ringraziamento speciale rivolgo a Mauro Travanut per la lusinghiera, incisiva ed esauriente prefazione alla mia pubblicazione. Estendo inoltre il ringrazio più sentito a Valentina Michelutto per la sua efficace ed apprezzata collaborazione artistica nella rappresentazione grafica delle figure retoriche del testo. Sono riconoscente a Ferruccio Tassin per i preziosi consigli generosamente elargitimi e a Vittorio Zanon, titolare della casa editrice La Nuova Base, per aver fatto, secondo me, un ottimo lavoro. Infine un grazie a tutti voi che avete aderito con interesse alla presentazione del saggio. Naturalmente mi scuso fin d'ora per eventuali involontarie omissioni e dimenticanze. Non si può dire che la democrazia rappresentativa goda oggi di buona salute, non è così. Anzi, negli ultimi decenni è entrata in una pesante e pericolosa condizione emergenziale, prossima ad attraversare la cosiddetta soglia di crisi. Il disinteresse e persino l'ostilità delle persone per gli argomenti che hanno a che fare con la politica hanno ormai raggiunto livelli di guardia. Occorre perciò convincere i cittadini, se necessario anche con la testimonianza e con l'impegno personale, che c'è la volontà di occuparsi di loro e di non strumentalizzare il loro malessere per vincere una battaglia politica. Per questo ho scelto di incentrare il mio intervento, quello odierno, su 3 questioni che mi sembrano di grande attualità e di vivo interesse, e dunque non più dilazionabili. La prima questione è l'inadeguatezza degli strumenti di governo per gestire, con forme di controllo democratico, i processi di globalizzazione economica e finanziaria. La seconda è l'insufficiente preparazione e la carente competenza delle forze in campo che inibiscono la capacità critica, cioè di analisi, e conseguentemente rendono più difficile la ricerca di rimedi efficaci. La terza questione è la somma, il paradigma delle prime 2, ovvero la diserzione della discussione pubblica. Badate, nella democrazia rappresentativa il momento delle idee, della discussione, dell'espressione dell'opinione personale e collettiva e il suffragio, il voto, la decisione sono poteri intrecciati e condizioni essenziali della libertà democratica. Se manca uno di questi elementi non si può dire che viviamo in una libertà democratica. Il filosofo difatti Hans Kelsen scrisse che una democrazia senza opinione pubblica è una contraddizione in termini. Ora, preoccupati e gravati da queste problematiche, la globalizzazione, l'insufficiente competenza e la diserzione della discussione pubblica, appunto, viviamo un'epoca straordinariamente incerta, di difficile lettura, che forse ci ha sorpresi e trovati impreparati. Ci eravamo illusi che la modalità democratica dello stare insieme sia nel nostro DNA, che per funzionare non avesse bisogno di particolare attenzione, ma le cose non stanno così. Anzi, l'attuale condizione della nostra democrazia dimostra il contrario. Ad esempio, la più acuta contraddizione della nostra epoca, che desta forte preoccupazione ed esige la massima attenzione nell'azione di governo, risiede nel fatto che i fattori dai quali dipende il destino dei popoli, non il destino personale, il destino dei popoli, cioè la sicurezza personale e collettiva, l'economia e la protezione dell'ambiente, hanno assunto dimensioni internazionali, un terreno dove non esistono istituzioni in grado di decidere democraticamente sulla base di un mandato popolare diretto. In questo senso la democrazia si ferma ai confini degli Stati nazionali, e questo è il limite. Dunque il controllo delle questioni determinanti per il futuro dei popoli sta paradossalmente nelle mani di poche gigantesche concentrazioni capitalistiche e multinazionali. È vero che per stare al passo insieme e intervenire su queste tematiche vitali per l'umanità, negli ultimi decenni si sono formati movimenti di popolo, per esempio i Venerdì per il futuro di Greta Thunberg, che agiscono a livello internazionale. La loro attività è così seguita e coinvolgente che talora costringe i potenti della terra
sembrerebbe impossibile, a ricercare soluzioni condivise, finalizzate ad assumere forme di controllo democratico e di sviluppo ecosostenibile. Queste forme di partecipazione popolare si sono perciò rivelate utili ed apprezzabili, ma non sufficienti. Sorge spontanea la domanda: che fare? Alcuni studiosi della materia suggeriscono di prendere atto dei processi di internazionalizzazione economica e finanziaria e delle situazioni che da essi derivano e agire al loro interno, ricercando autonomia e democrazia su scala globale. Il punto è come. È necessario che gli Stati sovrani facciano spazio alle formazioni, secondo me, regionali, sull'esempio di quanto sta facendo con fatica l'Unione Europea. Anche perché nell'attuale condizione delle istituzioni non sempre è possibile conciliare la volontà popolare del singolo Stato con la normativa internazionale. In questa situazione, in questo caso, due sono le vie che si possono percorrere. Tertium non datur, l'uso della forza o la diplomazia. È chiaro che per operare con successo nel campo della diplomazia, via ovviamente preferibile all'uso della forza, è necessario poter contare su una classe dirigente preparata, competente e formata nella chiara conoscenza degli interessi nazionali e dei valori universali. Deve essere capace di cooperare e di mediare per individuare soluzioni sostenibili ed efficaci. Però a complicare le cose c'è la presenza di diverse controverse strategie geopolitiche mondiali, non facilmente conciliabili e componibili. L'interesse della Cina non è l'interesse degli Stati Uniti, l'interesse dell'Europa non è l'interesse della Russia, soltanto per fare due esempi. La strumentazione che abbiamo per governare i profondi cambiamenti in corso, come abbiamo già rilevato, non è più adeguata e nello stesso tempo non abbiamo ancora trovato un punto di approdo. La recente tragica escalation nell'aeroporto di Kabul dell'attività terroristica dello Stato islamico ne è una dimostrazione palese. I cittadini non si sentono infatti più parte di un destino comune, troppe sono le diseguaglianze e le ingiustizie che permangono in molte parti del mondo. Siamo disorientati, insomma, e impotenti, allora spesso ci affidiamo acriticamente ai nuovi e raffinati mezzi di comunicazione di massa, nella speranza che ci aiutino nella ricerca di soluzioni facili. A problemi complessi non ci sono soluzioni facili. Invece è soltanto un'illusione di onnipotenza usare questi mezzi, nell'avere fra le mani strumenti di informazione che, come ebbe a dire Umberto Eco, sembrano parificare l'imbecille al premio Nobel. La scarsa alfabetizzazione informatica di alcuni settori della società civile suggerisce di operare nella rete con prudenza. La rete potrebbe tra l'altro diventare motivo di nuove diseguaglianze e per assurdo di impoverimento culturale causato dalla presenza al proprio interno, all'interno della rete, di generiche e superficiali forme nozionistiche oltre che di fake news. Inoltre non possiamo trascurare il fatto che i cosiddetti social sono attraversati da affermazioni apodittiche, scultoree, dunque suggestive e impressionanti. La loro efficacia è maggiore quanto più sono capaci di avere un forte impatto sul destinatario che non sempre è preparato ad affrontare le nuove dinamiche della comunicazione. L'azione dell'ascolto, della comprensione e della riflessione su importanti argomenti è fondamentale nella democrazia rappresentativa. Sarebbe più che mai necessario avvenisse senza essere costretta a limiti temporali. Invece registriamo che è caratterizzato dall'immediatezza senza tempo della reattività dell'internauta nella sua assoluta e isolata individualità. Questa operazione disabitua le persone al confronto e al dialogo. Un esempio pratico è il ricorso al canale telematico che pone numerose e complesse questioni. La più difficile a risolversi, secondo il giurista Franco Gallo, già presidente della Corte Costituzionale, è appunto di ordine costituzionale. La democrazia elettronica, per sua natura, non favorisce processi deliberativi ponderati e quella efficace interazione tra le parti politiche che sono l'essenza di ogni moderna democrazia parlamentare. Insomma, ci troviamo in un circolo vizioso dal quale dobbiamo comunque poter uscire. Per convincere le comunità, oggi disgustate e spettatrici passive, alla partecipazione alla gestione della cosa pubblica, sembra stia avanzando l'idea secondo la quale è essenziale individuare nuove più adatte tecnicalità,
sia questa la legge elettorale o modelli di democrazia integrativa e così via. Personalmente dissento da questo pensiero e ritengo invece che sia prioritario recuperare con urgenza la qualità delle proposte politiche per arricchire la discussione pubblica. Ricordate all'inizio, quando ho trattato questo argomento, che mi riferivo al fatto che gli argomenti vanno approfonditi e trattati con cognizione di causa e con molta attenzione. Per conseguire discussione pubblica che normalmente poi precede e dovrebbe influenzare il voto, ma così non avviene. Per conseguire questo fondamentale obiettivo è indispensabile affrontare e risolvere il problema della formazione della classe politica e della sostituzione delle attuali, obsolete forme e strutture di aggregazione sociale e di rappresentanza degli interessi con forme e strutture nuove, più leggere e flessibili, non ideologiche, ma badate, non prive di un sistema compiuto di idee. Questa opinione è sostenuta con solide argomentazioni da autorevoli scienziati della politica, secondo i quali il problema di fondo non risiede tanto nella inadeguatezza della strumentazione elettorale o del modello di democrazia, ma soprattutto nella impreparazione, nell'analfabetismo funzionale di alcuni segmenti della società civile, ossia di chi ha, secondo l'economista Alessandro Magnoli Bocchi, docente alla Bocconi di Milano, difficoltà a comprendere testi semplici ed è incapace di rielaborare informazioni necessarie alla vita quotidiana e dunque tende a considerare vere soltanto le opinioni allineate al proprio sentire. Del resto sappiamo che le forze in campo non sono, salvo rare eccezioni, sufficientemente preparate e competenti, quindi diventa difficile risolvere l'equazione sempre di Magnoli Bocchi. Elettori impreparati, governanti incompetenti e tranchant. La maggior parte delle persone crede infatti che la democrazia sia connaturata in noi e che pertanto ci aiuti a ottenere ciò che desideriamo. In altre parole, ci renderebbe più intelligenti, più virtuosi, più solidali nei confronti degli altri. Chiacchiere. Per sfatare queste credenze, il filosofo e politologo americano Jason Brennan, nel suo libro Contro la democrazia, propone provocatoriamente un governo epistocratico, cioè un governo formato da persone che hanno conoscenza e competenza, sostenendo che la democrazia dovrebbe essere giudicata dai suoi risultati e l'analisi dei risultati attuali ci dimostra che questi non sono sufficientemente buoni. E ciò dipende, a suo parere, anche dagli elettori, che divide in tre categorie. Il cittadino che non si interessa molto alla politica, sa poco di politica e non partecipa alla vita sociale. Il cittadino che possiede solide convinzioni politiche, non sopporta coloro che sostengono altre idee, è fortemente prevenuto e legge soltanto le notizie che possono confermare le sue opinioni. Infine il cittadino che conosce molto la politica, che non è fedele per partito preso alle proprie idee e che è disposto a cambiare la propria opinione di fronte a nuovi elementi. Magari fossimo così, difficilmente siamo così. Perché la democrazia funzioni, le persone dovrebbero agire come il terzo cittadino, mentre in realtà tutto ciò che abbiamo sono i primi due. Per avere elettori preparati e razionali sarebbe essenziale migliorare la qualità dell'istruzione, ad esempio l'educazione civica fin dalla prima età. Questa nostra condizione dovrebbe indurci a considerare l'urgenza di avvicendare o quantomeno integrare la stagione dei diritti con quelle dei doveri. Votare, per esempio, è un diritto fondamentale, ma dovrebbe corrispondervi il dovere di essere preparati nell'esercitarlo. È un impegno faticoso, ma non più rinviabile se non vogliamo vanificare il lavoro di ricerca plurisecolare e correre il serio rischio di regredire a impercettibili e subdole forme dispotiche anche là dove continua a permanere un sistema politico apparentemente e solo apparentemente democratico. È indispensabile dunque affinare i nostri parametri di valutazione delle scelte e dell'operato di coloro che, populisti o meno, governano gli oltre 7 miliardi di abitanti della Terra. Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, studiosi americani di scienza politica, hanno introdotto 4 indicatori per valutare se il leader populista, una volta giunto al potere, rappresenti o meno una minaccia autoritaria. Il primo indicatore riguarda il rapporto tra il leader populista e le regole democratiche del gioco politico. Le rifiuta o con quale impegno le difende? Il secondo riguarda il rapporto tra il leader populista e i suoi avversari politici. Riconosce o meno la legittimità degli oppositori? Il terzo riguarda il rapporto tra il leader populista e la violenza politica. La tollera o addirittura la incoraggia?
Il quarto indicatore, infine, riguarda il rapporto tra il leader populista e la libertà di informazione. La riconosce e la preserva oppure la minaccia mettendo in discussione le stesse libertà civili dei giornalisti? L'utilizzo di questi parametri, tra l'altro, ci aiuterebbe anche a comprendere come la democrazia si possa indebolire al proprio interno senza che necessariamente si trasformi in una dittatura conclamata. Alcune potenze economiche, infatti, si dichiarano pubblicamente disponibili ad aiutare le nazioni in difficoltà e nello stesso tempo finanziano le multinazionali della guerra che agiscono per favorire lo sfruttamento incontrollato delle risorse degli stati più poveri. Ora io dico, di fronte e dinanzi ad un comportamento simile, cinico e neocolonialista, l'essere preparati nell'esprimere un giudizio sull'operato di chi ci governa diventa o no un obbligo morale prima che politico? Si può dunque ragionevolmente ritenere che la democrazia costituzionale nella sua forma indiretta dovrebbe segnare la fine della politica sì-no, secchi, e trasformarla, secondo l'opinione di Nadia Urbinati, in un'arena sempre aperta alle opinioni contestabili e decisioni rivedibili. Qui sta il cuore della democrazia. Il tema fondamentale del dibattito pubblico che precede il voto, appunto, è finalizzato a ricercare le buone ragioni a sostegno di soluzioni consapevoli e condivise. Nulla deve essere accettato per autorità o per tradizione. Sentire le buone ragioni degli altri talora porta al compromesso inteso come un frutto maturo di una corta attività di mediazione che nella realtà costituisce l'approssimazione all'unanimità. Solo così si possono vincere le tentazioni sovraniste e dare vita a sistemi politici democratici fondati sulla tolleranza reciproca tra maggioranza e opposizione e sulla temperanza istituzionale. In conclusione, mi rendo conto che mettere in pratica solo alcune di queste idee è tremendamente complicato. Considerato però che si tratta di una sfida ineludibile ancorché rischiosa, potrebbe essere ritenuto un punto di ripartenza per far esplodere nel primato dello studio, sottolineo nel primato dello studio, intelligenza e fantasia, qualità da utilizzare principalmente per recuperare l'indispensabile orientamento etico della società. Invero, i profondi epocali cambiamenti culturali e socio-economici intervenuti, che hanno investito il nostro tradizionale sistema di valori, devono essere analizzati e conosciuti a fondo, non solo nella loro dimensione politico-istituzionale, ma ancor prima nella loro prospettiva filosofica e morale, per verificare se siano compatibili questi valori con l'enorme patrimonio culturale che abbiamo forse immeritatamente ereditato dal passato. Grazie. Posto? Grazie. Beh, allora adesso non facciamo un dialogo. L'impostazione è che Oscar ha presentato le cose, gli assi portanti e quindi le parti più sostanziali, e a me adesso capita toccare un po' alcune sponde del libro e poi, se possibile, cercare di dare una risposta a questo appello, perché poi il libro è un appello, no? Cioè, la sostanza del libro è chiedere a chiunque poi si metta lì a leggere a rispondere all'SOS e quindi riuscire a dare qualche risposta, come se il libro non fosse una chiusura, no? Come se il libro fosse un luogo di apertura e chi lo legge poi si trova investito nel dare, se possibile, qualche soluzione. E io cerco, con un po' di incertezza, ma mi auguro di dare una risposta. Allora, qual è l'elemento che a me è piaciuto particolarmente del libro di Oscar? E che in effetti ci toglie, questo vale per tutti i libri, però qui c'è una particolarità che in altri magari un po' zoppica, qui invece mi pare abbastanza presente, e cioè toglie quel senso costante, continuo, inveterato luogo dell'esistenza umana in cui si sta
nel provincialismo. Cioè uno legge il libro, scartabella il libro, legge e si toglie costantemente quella sorta di malessere che è l'asse portante di ciascuno di noi che ci rende provinciali. Il matematico pensa che appunto per lui la matematica sia e il mondo giri attorno a quell'asse, no? L'ortaiolo, uno che fa l'orto, pensa che l'orto e poi gli gira tutto attorno, provinciali. Il grande fisico, Einstein, provinciale. Se parla della relatività, è un provinciale. I libri per solito riescono in qualche modo a fare lo sgambetto a quel modo d'essere in cui ciascuno magari pensa che la cosa che immagina sia la più importante e che tutto il resto gli ruoti attorno. Invece il libro, io è diviso in 5 capitoli, io invece ne prendo 3 assi, 3 parti. Una è quella geografica, quindi spazio, tempo, concetto. Allora, è proprio la prima parte, ma anche le altre, che fanno questa operazione nel lettore, cioè gli tolgono quella gravità del pensare che quel che pensa lui sia la cosa più importante. E cioè il fatto che nel corso di non so quante pagine siano, però sapete lo spazio, qui vado subito a dire una tesi forte, lo spazio è l'origine della politica. Il qui, lì, è l'origine dell'organizzazione del pensiero, degli atteggiamenti, delle riflessioni, delle relazioni, e lì appunto si costituisce l'aspetto della politica. Quindi se Oscar dedica un capitolo piuttosto vasto, articolato sulla geopolitica, permette a noi tutti quanti di stare dentro 3-4 pagine, non di più, a guadagnare quelle cifre relative a pezzi di mondo che ci servono per sbolognarci dalla nostra banalità. E non a caso, dicendo le cose che prima aveva citato, uno si prende la briga di leggere per 3 facciate, 4 facciate gli Stati Uniti, poi balza, si trova in Africa e cosa vede? Non è che ovviamente lì si ferma, si radica e sviluppa enormemente, sarebbe ovviamente un non dare il ritmo giusto alla cosa. Sta con pennellate essenziali. Quindi uno visita quell'aspetto lì, economico, politico, le tendenze, le relazioni e via di seguito, e di tanto in tanto appunto guarda e guadagna ogni angolo del mondo. Guardate, lui lo scrive l'anno scorso e l'inizio di quest'anno. Se uno legge con attenzione, è chiaro che non poteva sapere che cosa è successo a Kabul, no? Non poteva sapere. Se uno legge, si rende conto che alla fine, nelle relazioni internazionali, Stati Uniti-Cina per esempio, le prendo queste 2 perché sono la cosa più importante, dove caldeggia più lo spazio oceanico, dove le cose avvengono più che le cose terrestri, che sono più dei decenni precedenti, ci si rende conto anche del perché gli Stati Uniti si tolgono da quello spazio, perché hanno altri interessi. È una deduzione che si poteva ovviamente tracciare da noi leggendo il testo di Oscar. E questa è una cosa importantissima. Quindi per una trentina di pagine, 40 di pagine, uno si infila da una parte all'altra, capisce cosa succede qui da noi, cosa succede ovviamente nell'America del Sud e via di seguito. Quindi vedete, no? Proprio toglierci l'ingombro del pensare solo secondo segmenti troppo stretti. Ecco il senso della toglierci dalla vicenda del provincialismo. La seconda dimensione è quella temporale. La seconda dimensione è quella temporale, che in qualche modo ha a che vedere con la democrazia, perché può essere democrazia, e fa l'escursus secondo quella dimensione, dall'origine e via via con quella fatica che la storia è, no? La storia è fatica che si concretizza nelle cose, e che in qualche modo qui, essendo il concetto la democrazia, si vede come dall'origine, sapete, poi lì uno può stare nelle stazioni
che Oscar individua. Ovviamente nelle stazioni che Oscar descrive non è che se ne sta lì a dipingere l'intero mondo, però se uno desidera vedere esattamente come origina la democrazia, cioè dov'è che inizia? No? Allora lì non è scritto, ma uno può andarsela a vedere, no? Oppure il passaggio dal 600 al 700, che cosa accade, no? O fine 700, l'assolutismo, tutte queste cose sono scritte, ma non è che sono articolate al punto tale da governare l'intero no, sei tu che poi vai e ti fiondi a cercare le cose che ti interessano. Anche qui l'operazione intellettuale è quella di sgravarti dai soliti pesi delle banalità di ciascuno di noi quando ovviamente pensa di danzare, che il mondo ovviamente lo guardi. E ovviamente arriva alla democrazia, quella attuale, perché è quella attuale che in qualche modo spinge Oscar a dire, beh, appelliamoci, perché di fatto avverte che c'è una difficoltà. Ora, altra tesi buttata lì, che ovviamente permette a ciascuno di noi di discutere, di vedere se è giusta o non è giusta, la dialettica delle cose, no? La tesi è che la democrazia è sempre in crisi, non può non essere in crisi, anzi se non è in crisi la democrazia significa che non è più democrazia, punto, tesi mia, non solo mia ovviamente, può essere, come dire, ci si può contrapporre, però la democrazia è crisi, non è una stabilità che ha una durata lunga, è sempre sul chi va là, è sempre in quell'incertezza. Quando dovesse invece capitare che sembra essere irrobustita, allora il potere si è anchilosato a vantaggio di qualcuno e a svantaggio d'altri. Altra tesi buttata lì. Allora, qual è il problema di fondo? No? È chiaro che in Atene era possibile la democrazia diretta, ma oggi, giustamente come dice lui, come è scritto, no? E come la pratica vuole, è tutta rappresentativa. Non si può pensare diversamente. Anche dovessi, io, la mia gatta e il mio cane, abbiamo ovviamente una politica familiare che è rappresentativa. Il gatto ovviamente riesce a saltare nel giardino accanto e porta il nostro senso della vita nel giardino accanto. E io vengo qui e rappresento anche loro. È tutta una sorta di rappresentazione costante e continua. Siamo ovviamente, questa è la nostra attualità. E poi c'è il concetto. E un momento, questa società è una società complessa, no? Paradosso. Il complesso non si governa, eppure si deve governare. Questo è il paradosso. Società complessa, con 1000 articolazioni, 1000 cose, è quello che viviamo noi. Ma non possiamo lasciarla andare alla deriva, no? Ci deve essere qualcuno che in qualche modo se ne occupa e quindi deve governare la complessità. Da qui il tutto, il pandemonio, le difficoltà, le incertezze. E poi la terza parte, il terzo elemento del libro, sono i concetti, la sostanza, i concetti, no? E adesso i concetti che sono diversi, che lui esplora, che ovviamente fa rimbalzare da un autore all'altro, c'è tutta una serie di cose che il libro permette. Adesso arrivo al mio intervento, perché devo rispondere al suo appello, e qui la facciamo un po' complicata però. E Oscar ha tutto il compito di dire basta Mauro, finiscila, bisogna parlare d'altro. Allora, guardate, il problema dei concetti, vado sulla sostanza, perché gli enunciati di espansione sulla prima parte, sulla seconda parte, non hanno granché interesse per nessuno, ma sui concetti, sui concetti. E io prendo in esame i concetti che più turbano, anzi animano la nostra vita quotidiana. Accendiamo la televisione, leggiamo il giornale. E per esempio i concetti di fondo che oggi in qualche modo serpeggiano e costruiscono il nostro opinare costante e continuo, i nostri dubbi, le nostre incertezze, no? I negazionisti, populismi, sovranisti, via di seguito. Poi so che sono dei politici anche qui in un'aula, nel giardino, che possono essere anche opposti a quel che io dico, ma
Questo è un elemento della democrazia, altrimenti. Allora, si tratta di spiegare questi fenomeni. Questa è la risposta che io do alla SOS da parte di Oscar. Perché il sottotitolo dice: per stare al passo insieme, concetti. Stare, c'è il per che si dovrebbe anche discutere, stare insieme, passo insieme. Passo significa che c'è movimento, insieme significa che la pluralità, la complessità non deve disgregarsi, no? Quindi capite il senso politico, no? Del libro. E perché il libro può essere, io anzi caldeggio Oscar, l'editore, eccetera, di proporlo alle scuole, ai ragazzi di 17-18 anni, perché è importante che si educhino, secondo tra l'altro un testo, il testo di Oscar, che non ha le pretese di andare a cercare le stelle, ma è serio, composto bene, razionale, logico fino all'estremo e con una bibliografia ricca, legando a pensatori americani, europei, insomma, tutta una serie di cose. Quindi è un testo che si può presentare a scuola, quinta superiore, liceo classico, scientifico, Malignani, quel che è, e se va. Allora, i concetti che ho detto sono quei tre lì, anzi due perché forse questo sovranismo non ce la faccio. Cerchiamo di dare una spiegazione, perché qual è la spiegazione che do io? Sono in casa, vedo la televisione, il telegiornale, e vedo un movimento di persone in piazza, no? 2 o 3 quelli che sono, e che magari fanno un po' di confusione, possono farlo, legittimo, tutto legittimo. La cosa che mi viene immediatamente è di dire, vabbè, rispondono ad esigenze dell'immediato. Anzi, si dice della pancia, no? Avete mai sentito questa locuzione che va per la maggiore? È così liquido, ed è sbagliato. Nel senso che si può anche dire così, si può anche far così, ma non ha sostanza, non fa capire nulla. Invece guardate che sotto lì, sotto, non alle spalle, non dietro le quinte, sotto c'è del pensiero e che va capito. O non che i manifestanti abbiano consapevolezza di ciò che essi, no, secondo la stragrande maggioranza non sa niente, ma ciò non toglie che siano elementi collegabili a flussi di pensiero. E io cerco di capire come spiegare quella roba lì. Concetto di libertà. Concetto di libertà che io adesso non vado ovviamente a dire che cos'è la libertà, perché tutti quanti più o meno sappiamo, no? Che cos'è la libertà è che io potrei prendere un autore che non è a me caro, anzi di destra, liberale, no? Isaiah Berlin, il quale dice, in fondo, no? Nel Novecento era uno dei più importanti, no? Inglese, nato ovviamente nei Paesi Bassi, ma uno dei più importanti in assoluto dal punto di vista della filosofia politica. Che cos'è la libertà? Lui lo dice, è un liberale, no? Di fondo, non è nient'altro che scegliere questo o quest'altro, secondo i miei gusti. Punto. Questa è la libertà, in sostanza, in soldoni, no? Ora, la libertà è vero che essere nella condizione di scegliere o Tizio o Caio o andare al mare o andare in montagna. Libertà, venire qui o non venire qui, decido io, no? Bene, è chiaro che la libertà detta così sembra un po' mingherlina, no? Manca di sostanza. Perché è evidente che se un dodicenne decide, secondo i suoi pareri, se scegliere o non scegliere, il dodicenne manca di una caratteristica. Il dodicenne, quello che ha 10 anni, e qual è la caratteristica che manca a uno che ha quell'età lì? È il fatto di essere o non essere autonomo. È mai autonomo un intelletto di quell'età? No, noi sappiamo benissimo che l'età adulta è di 18 anni. Non a caso un'azione in libertà fatta di un dodicenne, fosse una marachella, ne risponde il genitore, non lui. Quindi, indispensabile condizione perché la libertà sia data è che necessariamente sia anche autonomo colui il quale compie l'atto. E fino a qua ci siamo tutti quanti, no? Detto così, siamo nell'astrattezza. E adesso arriviamo dunque alla difficoltà, vera difficoltà, su cui ovviamente fondo il mio intervento. La libertà va coniugata, va legata
alle categorie. E già qui ovviamente, che cos'è una categoria? Poi spiego, La categoria è un concetto che non cade in un altro concetto. Spiegazione rapidissima. L'uomo è un concetto. L'uomo è quell'essere che pensa, che parla e via dicendo, no? Concetto, sostanza. No? Il che cos'è di una cosa, no? Ma è un concetto, ma non è una categoria. Perché non è una categoria? Perché l'uomo cade dentro un altro concetto che per esempio è l'essere animale, che mi contiene. Quindi non può essere una categoria, è un concetto. E anche l'animale non è una categoria, ma è un concetto, perché cade in un'altra categoria, l'essere vivente. Perché sia una categoria non può cadere in nessun'altra cosa. Aristotele ne trova 10, ok? Bene. Noi non andiamo adesso a discutere quali sono le 10 categorie, non ci interessa. Ci interessa che ovviamente il pensiero di Aristotele è fondamentale per tutti quanti noi, tanto per essere chiari ed espliciti. Ma prendiamo le categorie di Kant, che sono ovviamente passati tanti secoli all'uno all'altro. Kant, anche lui parla delle categorie, no? Tutti avete sentito le categorie kantiane, che sono invece di essere 10, come in quello di Aristotele, ne trova 12. Anche qui non andiamo a cercare esattamente che cosa siano, cosa funzionano, non ci interessa. Ci interessa che queste 12 categorie di Kant, bisogna spiegare quelle cose che diceva. Quelle 12 categorie di Kant sono divise in 4 gruppi, 3, d'accordo? Quelle di quantità, quelle di qualità, quelle di relazione e quelle di modalità. Prendo quelle di modalità, le ultime, che forse sono le più importanti. È una cosa stupida, perché anche le prime, si tratta di categorie, non c'è nulla al di sopra, siamo il concetto massimo. Ok? Però cosa mi piace dire è che quelle della modalità sono le più importanti. Sono 3 per 4 volte. Già il 3 fa capire il gusto di altri pensatori successivi, no? Fichte, Hegel, la dialettica, no? Vabbè, queste 3 sono, e adesso andiamo al dunque, e poi vedrete che si spiega tutto. E si dà ragione del fatto che uno sia il Novax. Adesso spiego la ragione per la quale si è a quei livelli lì. O perché c'è un negazionismo d'altro genere, o perché c'è il populismo. C'è una spiegazione di carattere profondo. Le 3 categorie kantiane della modalità sono la necessità, la possibilità e l'effettività o realtà. Io devo coniugare la libertà, che abbiamo detto prima che cos'era, giusto? Ad ognuno di queste 3. E secondo quale modalità? Secondo la modalità, in questo caso mia, che vedo il mondo moderno, dal 600 fino ad oggi, fino adesso. Quello che capita al giorno d'oggi. Uno dice, ma come fai, sciocchino, a mettere assieme la libertà, che hai detto essere decidere per una cosa e per l'altra in libertà, con la necessità, che invece la necessità in quanto tale è un rigore, no? La necessità è, ragazzi, causa, effetto, l'effetto è una causa, è una catena, necessità, non te va fuori, no? Se è necessità, non è libertà. Bene, non è così. Dopo 2 mesi io sono riuscito a far andare d'accordo il gatto e il cane a casa mia. Il che significa che quel che si pensa non sia possibile fare, si può. E si può coniugare la libertà alla necessità. Esempio, semplicissimo. Medioevo. 600-700 anni di storia, giusto? Medioevo. Qual è la caratteristica, qual è la necessità nel Medioevo? C'è un'unica necessità, potente necessità, che si chiama Dio. Dio è necessario per 700 anni, ma anche prima se vogliamo, ma prendiamo il Medioevo, 700 anni, Dio è necessario. Che cosa significa coniugare la libertà col necessario, cioè con Dio? Cioè permettere alla persona che è nella condizione di scegliere di avere fede. Io scelgo di avere fede in Dio. Io scelgo di avere fede nelle sacre scritture. Io scelgo di avere fede
nei riguardi delle teorie teologiche. Io scelgo di aver fede per San Tommaso, io ho fede per Sant'Anselmo e è quello che volete. Questo è. Che cosa significa? Che nessuno nel Medioevo non coniugasse la libertà con... No, poteva benissimo, ci sono anche esempi di persone che non riconoscevano nella necessità né in Dio che ovviamente fosse da coniugare la libertà, cioè quelli che non credevano, pochissimi, ma c'erano. Che cosa succede dopo? E adesso vediamo cosa siamo noi. Che cosa succede nel 600? Rimane nel sottofondo sempre questo, perché quanti di voi non siano ancora nella condizione di credere in Dio? Tantissimi, no? Immagino. O non so quanti, ma insomma qualcuno c'è, no? Il che significa che sono ancora depositari di quel processo di cui dicevo prima, medievale. Va bene? Nel 600 capita una cosa importantissima, perché l'autorità, la necessità, invece di essere solo ed esclusivamente Dio, tra l'altro Dio coniugato in questo caso con il pensiero aristotelico, quindi era il massimo dei massimi. Si arriva al fatto che invece nel 600 l'autorità è la matematica. Perché Galileo Galilei ad un certo punto dice che la natura si scrive come i numeri, scritta con la... no? Fondamento di ogni cosa è il numero. Da lì la grande rivoluzione perché si ha a che fare con la scienza che prima non c'era. Ok? Quindi la libertà si coniuga, si lega con un'altra necessità che è quella nuova, non che non sia anche l'altra sta nel fondo, sempre, anche adesso, ma si lega con la scienza. Io, 1640, perché prima era un po' complicato, credo nella gravitazione, nella caduta dei gravi. Poi, quando con Newton, credo, sono libero di credere alla formula che mi dice la gravitazione universale, o di Torricelli, o di quello che volete. Si crea il mondo nuovo in cui la libertà si coniuga sempre con la necessità, badate, che però non ha solo la veste della necessità religiosa, ma c'è un'altra autorità. Guardate che questo è fondamentale, perché da lì nasce la politica moderna. Perché Hobbes, e siamo alla metà del 600, lì a ridosso Cartesio, Hobbes sono lì, no? Galileo qualche momento prima, ma siamo lì. Cosa fa Hobbes? Hobbes dà luogo allo Stato moderno. E lo Stato moderno si forma proprio secondo la modalità della coniugazione libertà-necessità. Perché c'è il legame che unisce i soggetti a definire la sovranità, che è un leviatano, e che io sono libero di crederci, se non ci credo mi tagliano la testa. Ma è meglio che io ci creda, perché tanto quello mi aiuta a vivere. Si costruisce un nuovo mondo. E siamo nella prima coniugazione della prima modalità delle categorie kantiane, cioè quella della necessità. Noi siamo quelli lì. Noi abbiamo mantenuto anche quella precedente, ma abbiamo anche questa che ci fa moderni. Non è l'unico elemento che rende moderno il mondo moderno, però è uno degli assi, anche questo importante. Altra cosa, quindi libertà coniugata con la necessità. E qual è la funzione della zucca? Queste cose qua, tu nella tua testa, con l'intelletto. Quindi libertà si coniuga con la necessità, e la funzione che rende ragion di tutto questo è l'intelletto. E se faccio una differenza tra il mio intelletto, uno di voi qualsiasi, e quello di Dio, il mio è finito. Ciascuno di voi ce l'ha finito, ma Dio no. Quindi la coscienza, la consapevolezza dell'uomo del 600, che lega la libertà alla necessità, ha di sé il senso del limite, perché più di lui ce l'ha l'onnipresenza intellettuale di Dio.
La modalità che ne viene fuori, voi capite, è una costruzione di una società di un certo tipo in cui c'è libertà. Posso anche non credere a Torricelli che mi dice della pressione atmosferica, però esco dal novero della razionalità dei comportamenti e dell'insieme di cui va parlando Oscar per camminare insieme. Il problema è mettersi assieme, no? Ok? Seconda modalità, e qui arriviamo al dunque. Poi la spiegazione però la diamo con la terza. Seconda modalità, abbiamo detto, è la possibilità delle categorie. La seconda categoria della modalità kantiana è la possibilità. Significa che io mi lego, unisco, relaziono, coniugo la libertà con la possibilità. È un altro mondo, Qual è la funzione mentale che serve perché questo accada? Non è più l'intelletto, ma è la volontà. E qui arrivano le cose più interessanti. E qui si spiegano i Novax. Comportamenti, secondo me. E adesso cerchiamo di capire. Guardate che sono pericolosi. Perché sono pericolosi? Perché c'è una metafisica sotto. C'è qualcosa che regge. C'è qualcosa che li fa essere, non possiamo dire che sono semplicemente, hanno furbizie così, no, c'è qualcosa di più pericoloso. È per questo che c'è l'SOS, secondo me. Altro che il Covid. Perché nel grembo di quella possibilità c'è il bene e c'è il male, tra virgolette, adesso faccio categorie un po' avventate. Allora, quando si dispiega questa vicenda, sempre se vogliamo, ma quando diventa un asse portante? Nell'Ottocento. Adesso io non prendo Schopenhauer che non ci interessa perché poi mi dicono tu sei di sinistra, vuoi mettere in cattiva luce un pensatore irrazionalista. No, prendo la parte di sinistra di Hegel. Qui ci sono fiori di pensatori che sanno più di me. E nella parte a sinistra di Hegel, no? C'è la vicenda che a un certo punto togliamo Feuerbach, togliamo Bauer, togliamo Marx, via. Prendiamo invece uno che è un po' strano e che rimane un ramo secco, ma non è vero, che è Max Stirner. Nel 1844, Kierkegaard, no? 1844, Max Stirner scrive l'unico è la sua proprietà. Che cosa succede lì? Guarda che da lì si ramificano altre cose, che adesso diremo subito. Il fatto che se io coniugo la libertà con la possibilità, avrò anche cose paradisiache che diremo, ma anche cose demoniache. Cioè significa che io posso decidere che è vera una cosa solo perché piace a me. Voi capite la violenza? Cioè io decido per me, ma voi capite che in un consorzio umano bisogna tener conto di chi ti sta vicino, di chi è più vecchio, di chi è più giovane, di chi ha bisogno, di chi non ha bisogno. Il consorzio umano è un consorzio umano, è Dio, no? Il consorzio umano è Dio. Ok? E che se uno dice ho ragione io perché mi interessa che sia così, la cosa è pericolosissima. Stirner è quello lì. Guardate, spiegazione più bella, in assoluto più bella, ce la dà uno scrittore che 20 anni dopo, scrive una mirabilissima opera, che però non è un filosofo, ma che è un letterato tra i più bravi in assoluto, e cioè Dostoevskij, 1864, Memorie dal sottosuolo, ok? Che cosa descrive? Descrive quello che ha fatto nascere in qualche modo Stirner, cioè praticamente la persona, a me dei buoni non mi interessa niente, io voglio essere cattivo. Lo scrive proprio in modo netto, 2 più 2. Non, questo scrive Dostoevskij. Non che Dostoevskij è un cristiano fino in fondo, una delle figure più alte,
descrive una possibilità, perché quando si coniuga la libertà alla possibilità demoniaca, in questo caso dico io, si può giungere al fatto che dire 2 più 2 non dà 4. E dice così. Perché? Perché mentre l'intelletto mio e quel di Dio c'è una differenza abissale, che poi Dio sia o non sia, questo non ci interessa, non è un problema di questa natura, no? Ci interessa pensare Dio in quanto tale, indipendentemente se esiste o non esiste, che è un problema religioso, non ci interessa. Ma come concetto, no? Allora, in quel caso lì, quando di fatto vedo la mia volontà e quella di Dio, non c'è differenza alcuna. Mentre l'intelletto nostro è limitato, quello di Dio è infinito, la volontà, in quanto volontà, non a caso Nietzsche parlerà poi successivamente di volontà di potenza, qualcun altro di volontà, no? Heidegger che parla di Nietzsche, volontà di volontà, perché la volontà, secondo di noi, altra cosa è metterla in pratica, ma la volontà in quanto volontà è infinita. La volontà in quanto volontà, non in quanto capacità operativa per cambiare il mondo, che quella è limitata, ma la volontà in quanto volontà è infinita, mia quanto quello di Dio. E il personaggio di Dostoevskij dice, me ne faccio un baffo di quello che pensano gli altri, a me piace quello lì. Quando si dice, per esempio, no, l'onestà intellettuale di Oscar Lepre, che cosa è? Che si riferisce alla prima coniugazione, libertà con la necessità. Significa che se una cosa non ti piace, ma se è vera, devi dire che è vera anche se non ti piace. Questa è l'onestà intellettuale. Go sbagliare? Ho fatto un errore? Devo riconoscerlo, no? Il consorzio umano vive sul fatto che se uno sbaglia, questa è l'onestà intellettuale, che si lega alla prima coniugazione della libertà con le categorie kantiane. E cioè bisogna dire la verità. Cioè bisogna riconoscere che te che sbagliare, no? Se devi sbagliare, è così. Se invece tu coniughi la libertà con la volontà, non sei tenuto un bel niente a dire questo. Anzi, se voi sentite, no, alcune discussioni odierne, che quella roba lì si è espansa, no? Quella vicenda lì, le notizie negative, false, non sono per chi le dà notizie false, perché quello che dice che sono notizie false si rifà alla coniugazione libertà-necessità. Ma quelli che danno la notizia falsa, loro pensano di dare una notizia che loro sta bene, punto. È tutto rinviabile alla loro singola volontà. Per questo è peggio del Covid, per questo le cose sono complicatissime, perché non c'è più il luogo del raffronto razionale, del riconoscimento razionale. La coniugazione con la possibilità però c'ha tutto anche altre cose, perché se non fosse anche quella lì io non cambierei più niente, no? Invece io voglio cambiare il mondo, per esempio, no? Ma lo voglio cambiare tenendo prese e quindi libertà, possibilità, va anche bene, dipende quanto tu riconosca dell'importanza anche della prima coniugazione. Non dimenticartene e quindi puoi fare anche la rivoluzione. Che se tu hai la coniugazione, c'è anche la rivoluzione, non solamente la negazione detta perché ovviamente sta bene a chi la dice. Quindi le cose sono complesse, ma per spiegare quel fenomeno lì lo si spiega oggi sapendo che questi funzionano secondo modalità di pensiero che sta, che c'è, ma va scovato, se tu ti trovi con uno che ovviamente è un negazionista, non ce la farai mai più, ma perché c'è una ragione di fondo che non è mancanza di intelletto, è sovrabbondanza di una volontà negativa. Allora le cose diventano complicate, no? Terza coniugazione, vado alla fine, perché bisogna dare risposta, cioè io vengo qui, parlo,
sento, leggo il libro, ho letto il libro, sono stato contento di aver letto il libro, sono stato contento che Oscar mi abbia chiamato, leggimi questo libro e fammi una prefazione, tutte queste cose qui. Lo rileggo, lo rileggerò, perché secondo me è, come ha detto, non so, mi pare l'editore, è un manuale, cioè si può ritornare dentro, come del resto i libri sono sempre fatti così, no? I libri sono delle fucine che vanno sempre costantemente riprese, sottolineate, consumate, distrutte anche se vogliamo, no? Assimilate, no? Fatte proprie. E i libri servono per... Oggi si legge poco, altri strumenti, ma io il telefonino non sottolineo, non mastico, non ci metto il rosso, il verde, l'azzurro sotto la parola scarnifico perché diventi mia, no? Perché io diventi la parola, no? E invece il libro ti permette di far questo, no? Terza coniugazione, la libertà coniugata, non ci sono altre, non ci sono altre possibilità. La terza coniugazione della libertà, che ovviamente si coniuga con l'effettività o la realtà, che sono le tre modalità. Se uno le trova, Kant è stato bravissimo, no? Kant ha detto, ragazzi miei, io ne ho trovate 12, però non dico che sono 12 e basta, se voi trovate la 13, la 14, la 15, la 16, trovatela. Per adesso non se ne sono viste. Allora cosa succede qui? Succede che se io coniugo con l'effettività, ecco la conclusione del ragionamento, che secondo me la salvezza, tra virgolette, badate qui, io sono sempre uno che sta immanentista fino all'ultima virgola della mia esistenza. Una salvezza intendo dire stare nel mondo in modo consapevole e fare le cose secondo la grazia che ti hanno concesso gli altri, perché hai pensato con gli altri, hai discusso con gli altri, hai fatto baruffa con gli altri, hai litigato, ma hai fatto per il bene del... Devi tenere a conto tutte e tre le coniugazioni. L'ultima coniugazione è quella che si potrebbe spiegare con Platone, facilissima. Perché? Perché con la realtà, mentre la possibilità ti può cambiare tutto, no? La necessità invece è una cosa che sta lì, è dominante. La realtà invece puoi pilotarla, puoi gestirla, puoi giocartela, no? L'esempio che fa Platone è di un esempio sacro. Il macellaio è, nei tempi dell'antica Grecia, il macellaio era sacro. L'atto del macellaio era un atto mica così che si fa, era un atto di importanza capitale. Tu non tagli i fasci muscolari secondo... E qui c'è l'atto sacro che taglia secondo modalità che devono essere definite dalla realtà che mi impone il taglio. Posso diventare un macellaio così? Tanto so che si taglia, ho il coltello. No, assolutamente. Quindi è un atto sacro. Ma devi farlo secondo... devi essere pilotato dalla condizione della realtà e devi farlo con un grano in testa. Devi essere sensibile, bravo. Non pensare di far subito tutto bene. Ah, devi farti la scarpa? Stessa cosa, no? Calzolaio. Non prendiamo oggi che noi andiamo a comprarci le scarpe, ma supponiamo il calzolaio di 100 anni fa, che non c'era magari la fabbrica, no? Doveva farla secondo il piede, non secondo seguire, come il macellaio taglia, così anche per fare la scarpa o per fare qualsiasi altra cosa che riguardi la realtà. Allora voi capite che in questo caso è saggio, seguendo questa terza modalità della coniugazione con le categorie kantiane, è saggio non fare né essere inchinato alla necessità, che comunque secondo me va bene, né essere completamente sgombro, libero, perché la possibilità ti permette di fare quello che vuoi, no? In un modo o nell'altro, ma in qualche modo dentro la realtà. Allora, conclusione. Per poter rispondere a questi movimenti che sono strani, bisogna avere consapevolezza di dove stiamo e avere anche consapevolezza di che cosa vogliamo. E io sono d'accordo con Oscar, no? Io sono d'accordo di stare insieme. E io sono d'accordo che sempre la democrazia è sempre una sorta di pericolo, sempre, costantemente è una sorta di pericolo.
perché la democrazia in sé ha lo squilibrio, in sé è un movimento che, no, in qualità, in questo caso di democrazia politica, poi ci sono democrazie economiche, poi si entra in campi troppo complessi, ma adesso stiamo solamente nel campo strettamente politico, no? Della politica in senso, come dire, più diretto, ecco, più diretto. Allora, se noi teniamo conto io sono per la saggezza di tenere conto tutte e tre, per poter salvarci dall'oltranzismo di chi può dire anche assurdità, sapendo di dirle ma pensando che non siano, perché questo è quello che sta capitando. Noi dobbiamo essere nella condizione, ricettina mia, di tenere insieme tutte e tre le cose. Certo non c'è un equilibrio dato dal farmacista che dice no, porzioni, bisogna sapere che sono tutte e tre e che va rispettato la prima, la seconda e la terza coniugazione della libertà, e che non basta dire la libertà per la libertà, come dice Isaiah Berlin, non basta, è poco, è asciutto, è senza mordente, senza visione del mondo. Invece il nostro dramma, io sono più in questo caso per la visione tedesca, il nostro dramma è di tenere assieme, quindi proprio dramma nel senso che c'è un'azione, no? Costante e continua, che per salvaguardare quell'insieme e rispondere a Lepre, no? All'autore, al suo appello SOS, qua stiamo ovviamente naufragando, bisogna potenziare queste cose. Se noi potenziamo queste cose, so che non è nell'agenda consueta di un politico nazionale, di qualsiasi natura, guardate, destra, sinistra, non ne trovo parecchi che sappiano fare lavori o proporre cose di questa natura. Li trovo molto più legati al momento, all'immediatezza, al bisogno del prendere il voto tanto per prendere il voto, che è veramente una cosa sciagurata per la democrazia, perché se lì, cosa diceva, e ho finito, cosa diceva Oscar? Se tu non tieni assieme, Oscar, che lui poi richiamava alcuni autori, no? Se tu non tieni assieme la discussione, il luogo per eccellenza dove le persone si confrontano, perché nessuno ovviamente sa tutto, si sa solo se c'è una comunità. La comunità che parla, che discute, che sta assieme, che baruffa, che tutti gli aspetti poi umani, no? I sentimenti, le emozioni, anche le negatività, perché insomma il mondo e l'uomo non è una cosa tanto semplice. Però se noi non manteniamo vivo il luogo per eccellenza del confronto, la democrazia si sfascia. Se non ci sono più i luoghi per eccellenza dei confronti politici di destra, di sinistra, di centro, cioè i partiti, se ne va tutto in 4,48, fascio tutto. È indispensabile che ci siano i luoghi del confronto serrato, forte, deciso, in cui il giovane sente, l'ultima frase, in cui il giovane sente che vale la pena, anzi che non vale la pena, che è la bellezza star nel luogo del confronto. E anche se oggi in qualche modo non riesco a far prevalere le mie idee, poco male, sarà domani, dopodomani, ma staci lì, no? Stai lì. Allora in qualche modo, sempre in una sorta di dinamica, perché c'è al passo, dice Oscar, no? Al passo, bene, per poter stare al passo è indispensabile che vi siano questi luoghi di confronto. E anche se uno dice una cosa opposta alla tua, ma ben venga. Se uno si discosta da te, beato lui. Se ci sono differenze e divergenze in famiglia intellettuali, siano la grazia. E che la moglie o il marito dica all'altra cose diverse dal punto di vista del pensiero, è la grazia, perché sennò si rinsecchisce dentro una vicenda in cui il potere si definisce, resistenze non se ne fanno più, va avanti la nave come deve andare,
e in qualche modo prima o dopo si incaglia, e in quel caso si pagano tutte, perché la libertà, la democrazia è il bene più alto che noi abbiamo. Adesso chi vuol fare le domande, gli interventi, avversità, tutto quello che volete, io e Oscar possiamo rispondere. Che siano domande brevi, no? Sì, brevi, e risposte brevissime. Prego. No, vieni, se no non si sente. Sì, buonasera. A me interessava un aspetto, perché la democrazia non è solo la rappresentatività dei cittadini, e questa sera a me ha fatto molto piacere l'intervento di Mauro Travanut, che ha parlato anche dei rischi. Allora, uno dei rischi, e la faccio breve perché, ad esempio, quando ci sono i referendum, i referendum sono uno strumento democratico per decidere con il sì o con il no, per dare la propria approvazione ad alcune tematiche. Ci sono tematiche più scottanti e tematiche meno scottanti. Allora, io non sono una persona antidemocratica, però effettivamente la democrazia ha dei limiti e anche dei rischi. Cioè, per esempio, nei referendum di bioetica, per esempio il referendum sulla fecondazione assistita che ci fu anni fa, o il referendum che si sta preparando, i radicali stanno raccogliendo le firme sull'eutanasia, è chiaro che possono sorgere delle problematiche, perché in un referendum dove si parla di embrioni o dove si parla del fine vita, vota il biologo, vota il medico, ma vota anche il 18enne o il 20enne che su queste cose... Ecco, allora... Questo è, secondo me, poi voi magari non sarete d'accordo, però questo è una cosa che è abbastanza legata a quello che si diceva prima, cioè ci sono dei limiti e ci sono anche delle tematiche sulle quali si fa fatica a dire, a democraticizzare tramite referendum alcune cose. Ecco, volevo sapere la vostra opinione, ecco, soprattutto sui temi di bioetica. E appunto si sta preparando questo referendum sull'eutanasia, eccetera, perché il referendum è un percorso che può essere scivoloso, soprattutto quando si parla di certe cose, ecco. Volevo capire questo. Vuoi tu? Come io? Voglio io. Allora, per me la cosa è semplicissima. Il referendum è uno di quegli aspetti che si adopera rarissimamente, si dovrebbe adoperare rarissimamente. Perché nel momento in cui tu del referendum ne fai uno strumento che puoi utilizzare a ogni piè sospinto, vanifichi il senso dello stesso, e poi ovviamente anche, come giustamente anche tu rilevato, temi di una squisita tecnicità in cui sapere e non sapere è difficile, no? Mentre monarchia e repubblica, certo che c'è tutta una serie di cose dietro, ma è più facile, ma anche divorzio e non divorzio è tutto semplice. Però se si va su cose tecniche del tipo di cui hai spiegato tu, e se ne fanno tanti, come purtroppo se ne sono anche abusati, va a finire che la gente o non ci partecipa o non ci capisce, perché ci sarà anche quel tecnico che sa, ma la stragrande maggioranza dei casi di cui stavi parlando l'ignoranza impera, no? Perché è così. Quindi anche lì il politico... Dopodiché, sapete, c'è la libertà di fare, di dar luogo a queste espressioni di voto, eccetera, e poi si fa. Però abusare non è il modo più intelligente di affrontare questioni di una delicatezza di cui tu hai parlato. Sì, io volevo solo aggiungere, entro in un campo che non è il mio, quindi chiedo scusa a Mauro se dico qualche corbelleria, e cioè il campo della filosofia. Io faccio questo esempio: la diatriba tra Platone e Aristotele riguardo a questo argomento specifico della conoscenza, cioè il fatto, Platone sosteneva, deve governare soltanto chi è preparato e competente,
In realtà c'è l'altra faccia della medaglia messa in evidenza da Aristotele, cioè su 100 persone è possibile che una persona possa portare un'idea migliore che uno solo, per quanto competente. È un'affermazione un po' come dire, che andrebbe approfondita, andrebbe conosciuta meglio nelle sue varie sfaccettature, ma in realtà ci sono argomenti, io sono d'accordo con quello che diceva Mauro, che non possono secondo me essere trattati con i referendum, affrontati con i referendum. In realtà ho l'impressione che sia in alcune situazioni, dico un'iperbole, ma ci sia una sorta di incapacità in sostanza di affrontare il tema non legiferando, non utilizzando quella che de Tocqueville chiamava la dittatura della maggioranza, cioè in questo caso, anche se lui si riferiva evidentemente al rapporto tra maggioranza e opposizione, non si riferiva certo alla questione dei referendum, ma sono argomenti che non dovrebbero essere affrontati attraverso il referendum e non dovrebbero, a mio parere, almeno alcuni di questi, affrontati legislativamente, perché vanno a intaccare le convinzioni più profonde e gli aspetti etici e morali che riguardano la singola persona, che quando vengono affrontati da un punto di vista legislativo rischiano di dividere la comunità e di creare più danni che risultati positivi. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Chiudi. Allora lasciamoci così, vi ringrazio nuovamente per la vostra partecipazione, che vi chiedo scusa se abbiamo magari sforato un po' i tempi che ci eravamo dati, ma insomma è che quando si è presi dal vortice della passione per un argomento poi si succede questo. Grazie e arrivederci ad una prossima occasione.